Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in città, con particolare attenzione al centro storico e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani. L'attività svolta sia da personale in uniforme sia da militari in abiti civili ha consentito di controllare 34 veicoli e complessivi 55 soggetti. Nel corso dei controlli un ventenne è stato sorpreso in via San Francesco mentre consumava sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e il giovane segnalato alla competente prefettura. Le verifiche hanno interessato anche 5 distributori automatici presenti nel comune. In un caso è emerso il mancato accertamento dell'età degli acquirenti, consentendo così l'acquisto di alcolici anche a minorenni. In altri 3 casi i distributori non sospendevano la vendita di alcolici negli orari prescritti e somministravano bottiglie in vetro in violazione del regolamento comunale e con potenziali ricadute sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, specie nelle serate di maggiore affluenza dei giovani. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 31.000 euro con confisca della merce e delle apparecchiature. Seguiranno segnalazioni alle competenti autorità comunali per l'eventuale sospensione delle licenze di vendita. I controlli hanno anche riguardato la sicurezza stradale. Tra i conducenti sottoposti a verifica, un quarantenne empedoclino è risultato alla guida con la patente scaduta, mentre un giovane neopatentato è stato sorpreso in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida per un periodo di almeno 4 mesi. I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dei residenti del centro storico e dei titolari delle attività commerciali, con l'obiettivo di garantire sicurezza, tranquillità e rispetto delle regole di civile convivenza, soprattutto in occasione delle serate della Movida.